60 medici, 30 infermieri, 40 farmacisti sono alcuni dei 186 sanitari trevigiani che rischiano di essere sospesi se non si vaccineranno. Parte la procedura dell'ULSS 2, 7 giorni per sottoporsi alla prima dose. La Marca intanto balzo di contagi del Covid, 110 nelle ultime 24 ore, ricoveri raddoppiati, 9 a Treviso, 11 a Conegliano, si tratta per lo più di under 40. Maltempo, non c'è tregua dopo la tromba d'aria di ieri, il vento e la grandine tornano a far paura in queste ore in alcune zone della Marca, dalla Pedemontana alla sinistra trevigiana. A Collalbrigo di Conegliano la furia del vento ieri sera si è abbattuta su un'osteria poco prima dell'ora di cena, è stato l'inferno ma abbiamo messo i clienti in salvo, raccontano i titolari. Speranze finite per il 37enne travolto lunedì a Monigo da un'auto che aveva invaso la pista ciclabile, l'uomo è stato dichiarato clinicamente morto, accertamenti per ufficializzare il decesso. Operazione antidroga dei carabinieri di Montebelluna, il blitz partito dalla zona della stazione ferroviaria, 4 stranieri arrestati, cocaina sequestrata. Manovra sbagliata con il parapendio, 37enne urta i cavi dell'alta tensione in una zona di Borso del Grappa, il pilota salvo per miracolo, blackout però per alcune ore nell'area. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque in primo piano, il nodo dei sanitari Novax dopo il via libera di ieri nel confronto a Roma con gli assessori regionali alla sanità e i governatori e dunque nell'ULSS 2 ci sono 60 medici, 40 farmacisti, 30 infermieri, solo alcuni dei 186 sanitari che rischiano di essere sospesi nelle prossime settimane. C'è l'ultimatum dell'ULSS 2, 7 giorni per vaccinarsi. Dopo il via libera arrivato ieri a livello nazionale, le ULSS procedono nei confronti dei sanitari che rifiutano la vaccinazione. 3.507 nella Marca quelli che ancora non si sono immunizzati, 186 quelli che non hanno un motivo valido e a cui venerdì verrà spedita la lettera che li invita a sottoporsi alla prima dose. L'igiene pubblica, perché sono loro, mandano via 186 ovviamente sollecitazioni, poi sono 7 giorni per vaccinarsi. Abbiamo una 60 di medici, una 40 di farmacisti, mi dicono i miei, una 30 di infermieri sparsi ovviamente in tutto il territorio dell'ULSS 2 e noi ci auguriamo che tutti questi si vaccinino e quindi non ci sia il problema di ovviamente segnalarli all'ordine e sospenderli oppure verificare se ci sono le possibilità, ma me lo dirà il SISP e me lo dirà il medico competente, di poterli allocare in servizi diversi da quelli dove sono a contatto stretto con il pubblico. Per loro e non soltanto saranno aperti a stretto giro nuovi slot. Dal 2 di agosto all'8 di agosto apriremo ulteriori 3.150 posti che sono per i giovani, per il turismo, per chi parte e vuole vaccinarsi e soprattutto ovviamente per questi operatori. Nel frattempo ennesimo balzo dei contagi, 110 nella Marca nelle ultime 24 ore, ma soprattutto un serio incremento dei ricoveri arrivati a 20. Stiamo aumentando, a Treviso abbiamo 9 ricoveri di cui 2 per fortuna solo in terapia intensiva, e altre 3 persone in pneumologia, il resto in malattie infettive. A Conegliano siamo arrivati a 11 ricoveri. Da martedì è operativo anche l'ospedale di Valdobbiadene, nel Guicciardini, trasformato in Covid hotel per i turisti che dovessero scoprirsi positivi. Queste stanze di degenza che stiamo allestendo, molto belle, col bagno all'interno, quindi proprio una situazione alberghiera, e contemporaneamente manderemo, se serve, nel momento in cui qualche persona dovesse avere un po' di febbricola, un nostro infermiere una volta al giorno che gira e verifica febbre e condizioni delle persone. Non sia su questo fronte una guerra di religione, è l'ultimo appello del governatore Zaia proprio ai sanitari, confermando il governatore la partenza delle procedure in tutte le ULSS del Veneto e indicando anche quali saranno le priorità e i nodi da sciogliere per i vertici delle varie aziende sanitarie. I direttori dovranno, come si può dire, modulare le eventuali sospensioni o gli eventuali provvedimenti anche in funzione della fra virgolette del banale problema delle sostituzioni per le ferie in questo periodo, piuttosto che per figure strategiche di alcuni reparti. Però insomma io spero che si riesca a trovare una soluzione e se ne venga fuori. La palla ora passa ai direttori generali, toccherà a loro sciogliere il nodo più importante, quello di sostituire i sanitari sospesi perché irriducibili Novax. Perché il dado è tratto e il vertice di ieri a Roma ha sancito il percorso da portare avanti di qui alle prossime settimane. Noi abbiamo chiesto la sospensione momentanea delle procedure perché c'era notizia che in Emilia Romagna il TAR Emilia Romagna
potesse aver dato la sospensiva ai ricorrenti. Allora volevamo vedere la sentenza per capire qual era l'errore formale. Poi si è chiarita questa situazione e anche ieri gli assessori alla salute delle regioni a livello nazionale hanno deciso che si va avanti. Con modalità e tempi diversi dunque, via libera alle sospensioni in tutte le ULSS venete dopo l'apripista Vicenza. Anche le altre ULSS comunque hanno già avviato lettere di contestazione, hanno già offerto date per le vaccinazioni, c'è anche chi si sta vaccinando e quindi attendiamo. Invito a tutti di non farne una guerra di religione. Tutto questo in attesa delle decisioni del governo sull'altro fronte caldo, l'obbligo vaccinale per gli insegnanti. Il Veneto si appresta a varcare il giro di boa dell'estate con un solo obiettivo: tenere sotto controllo la variante Delta. Credo che la volontarietà debba essere difesa, però l'invito tutti ad andare a vaccinarsi. Abbiamo superato i 5 milioni di dosi, oggi non abbiamo emergenza ospedaliera, abbiamo 171 pazienti in ospedale, 19 dei quali in terapia intensiva e abbiamo 544 contagiati questa mattina. Però la verità è che questi dati ce li abbiamo, nonostante la variante Delta ormai sia ubiquitaria, ce li abbiamo perché un Veneto su 2 ha già completato il suo ciclo vaccinale e invece molti altri stanno ancora attendendo, però le vaccinazioni se ne fanno. E allora torniamo a parlare del maltempo, nemmeno il tempo di iniziare la conta dei danni dopo la tromba d'aria che ha colpito ieri sera la Marca, che questo pomeriggio una nuova ondata con forti raffiche di vento, nubifragi e ancora una volta violente grandinate in alcune zone del nostro territorio, una situazione meno grave rispetto a quella di ieri ma che certamente desta preoccupazione. Allora ci colleghiamo in diretta telefonica con il nostro Christian Arboid per capire cosa sta succedendo e quali sono le zone più colpite. Christian, buonasera. Sì, buonasera Nicola, buonasera a te e ai telespettatori. La situazione è in evoluzione anche in queste ore. Possiamo dire che le zone più colpite sono quelle tra il Basso Feltrino e l'Alto Trevigiano, Pederobba, Cavaso del Tomba. Abbiamo anche delle immagini, sono più o meno le scene che abbiamo visto anche nella giornata di ieri. Questa in particolare si riferisce a un intervento che è in corso nella zona di via Zagaria, quinto di Paese, dove un albero è caduto a terra e ha tranciato un cavo dell'alta tensione. Qui invece siamo per l'appunto a Pederobba, dove il vento ha battuto in maniera molto forte, così come la grandine. Ce lo ha confermato pochi minuti fa al telefono l'assessore all'ambiente del comune di Pederobba, Fabio Maggio. 2 alberi abbattuti in particolare a Covolo, uno sradicato questo a Onigo. Ci sono anche danni alle coltivazioni e danni alle coltivazioni ce le ha confermate anche il sindaco di Cavaso del Tomba, Gino Rugolo. In particolare a Cavaso del Tomba un palo della Telecom è caduto nel giardino di una casa, non ci sono feriti né particolari danni, però dice il sindaco il problema sono le coltivazioni, perché dopo il maltempo di domenica oggi sembra quasi che si completi il lavoro fatto. La giornata di domenica era stata battuta la zona ovest del comune di Cavaso, quindi le coltivazioni, i vigneti di quell'area. Oggi la parte appunto che è rimanente, questa è quasi, diciamo così, ironia della sorte. E vedete qui ci sono le immagini della pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana. Anche qui siamo nella zona per l'appunto tra Cavaso, Pederobba e tutta quella fascia che in questi giorni non conosce nessun tipo di tregua. Lo stato di crisi è ancora aperto, dicono i sindaci. Il sindaco di Cavaso del Tomba, in particolare Rugolo, poco fa mi ha detto ecco, ditelo anche in televisione, perché così chi imprenditori o cittadini ha subito in queste ore dei danni sa che può farsi avanti e documentando ovviamente i danni subiti. Meno grave la situazione nel resto della Marca, da Nervesa a Sernaglia ci sono stati chicchi di grandine di discrete dimensioni, ma non ci sono danni, così almeno mi conferma in questo momento il sindaco di Sernaglia Villanova e anche la sindaca di Crocetta
del Montello Marinella Tormena. Quindi questa è la situazione, ci sono delle squadre di vigili del fuoco impegnati, parliamo comunque di alberi per lo più sradicati e appunto di problematiche qui e lì per l'alta tensione, i pali della luce, insomma, però rispetto a ieri la situazione è sotto controllo, quindi questo è il quadro, ti restituirei la linea. Grazie davvero al nostro Christian Arboit che stamane ha compiuto un piccolo viaggio nella zona dell'Asolano proprio per raccontare il giorno dopo la tromba d'aria che ha colpito fra le altre zone proprio la zona di Asolo. Per essere sincero, ho più di 70 anni e in della mia vita non ho mai visto una roba del genere. Da un vento forte, una roba spaventosa. Ieri è stato proprio forte e anche tutti i cassonetti per strada, tutto. Un tardo pomeriggio così nella zona dell'Asolano non si viveva da tempo. Dopo la grandine dei giorni scorsi che ha interessato soprattutto i colli, è stata la volta di un vento tanto forte quanto inedito per potenza e durata. È venuto su un colpo d'aria da sud-est, così da sud verso est, e visto partire tutto qua, è partito tutti i tavoli, tutto l'ombrellone. Abbiamo tirato su tutto. È durato almeno una buona mezz'ora e ha costituito l'intervento della protezione civile, del personale comunale e di diverse squadre di vigili del fuoco. Uomini e mezzi che hanno operato per tutta la notte in vari angoli del territorio comunale. Nella zona vicino all'ospedale alcune piante sono cadute, diversi rami. Nella zona del Cavescovo sono state rimosse stamattina alcune piante, e anche nelle frazioni Villa d'Asolo, Lauro e anche a Pagnano. A Villa d'Asolo scoperchiato parzialmente il tetto della chiesa parrocchiale, interessati anche gli interni e l'organo, decine i residenti che si sono subito messi a disposizione ripulendo l'edificio di culto e il centro, supportando così alpini, volontari e pompieri. Ho visto tanti pompieri, c'erano, e anche volontari che mettevano a posto, sì, in poco tempo hanno sistemato tutto quanto bene. Diciamo che come al solito poi le persone fanno la differenza. Sì. In questo caso sì, la gente si mobilita. È aperto una strada privata, sì. Alberi caduti? Di tutto, ramaglie, rami, nessun danno, persone e cose, però tanti malani, tanto da lavorare. Attimi di paura anche all'ingresso di Caerano San Marco, a poche decine di metri da Villa Benzi, dove un albero è caduto a bordo strada. L'area è stata subito messa in sicurezza e anche qui l'intervento in tempi record dei vigili del fuoco ha fatto rientrare la situazione in breve tempo. E sempre il giorno dopo, con la tromba d'aria di ieri, un'altra tappa del nostro viaggio a Collalbrigo di Conegliano, dove in un'osteria si sono vissuti davvero minuti di terrore. Praticamente era 6:30, avevamo appena aperto da poco e siamo visti dal collalto, praticamente dalla collina che c'è giù in fondo, arrivare una nube nera che ci ha praticamente raggiunti in neanche un minuto, e avevamo 4 tavoli, siamo riusciti a farli riparare dentro in cucina. Abbiamo provato a cercare di chiudere gli ombrelloni, di riparare il più possibile, però ci ha preso di sprovvista, era proprio una tromba d'aria che è arrivata a una velocità pazzesca e da lì è successo il disastro, insomma. Era una giornata di sole e tutto di un colpo si è trasformato in un inferno. L'inferno in pochi secondi, giusto il tempo per mettere in salvo i clienti presenti, ancora pochi vista l'ora, e su Collalbrigo, piccola frazione che sovrasta Conegliano, si è sviluppata una tromba d'aria tanto circoscritta quanto potente, tanta la paura di chi c'era. Ieri sera ho visto scene da panico, cioè piangere, e non c'è da vergognarsi, anche il mio stesso figlio, che è il titolare, cioè è stato molto provato. Provato sì, ma anche consapevole dello scampato pericolo. Poteva andare molto peggio, perché l'albero qui che si è spezzato poteva cadere sopra la terrazza, invece per fortuna è caduto dalla parte della strada e non c'erano macchine che passavano a quel momento, e quindi dai, nel male è andata anche bene. Dai. A caldo è stata molto dura, adesso a freddo
ci ragioniamo sopra e diciamo è andata bene. Nel tentare di chiudere un ombrellone, il giovane si è fatto male anche un ginocchio, ma nessuno nella pandemia né nel maltempo, giura, lo fermerà nel portare avanti il suo locale inaugurato nel 2019 con l'obiettivo di valorizzare il piccolo centro. Abbiamo aperto da neanche 2 anni e ci siamo ritrovati a chiudere più volte per colpa della pandemia, giustamente, e adesso almeno la terrazza, almeno per oggi, non riusciamo ad aprirla, quindi stiamo ancora mettendo a posto e speriamo per domani di riuscire a essere operativi. Siete pronti a partire anche stavolta? Assolutamente, bisogna, sempre, non si molla mai. E come abbiamo raccontato anche già ieri sera in diretta, i danni ci sono stati, anche se in misura minore, nel capoluogo, a Treviso. È aumentato il vento, ho dovuto togliere gli ombrelloni e poi ho sentito cadere qualcosa, rumori, e sono caduti i calcinacci. Ho visto delle macchine anche sotto ai calcinacci. Via Terraglio all'incrocio con strada del Mozzato, ancora ben visibili i danni causati dal fortunale di ieri sera che ha provocato paura e disagi in molti punti della città. Qui erano parcheggiate delle auto, i segni dei danni sono ancora visibili a terra. Quante macchine danneggiate che lei abbia potuto vedere? Probabilmente un paio ne ho viste io. Erano proprio sotto, vicino alla banca, dove ci sono i calcinacci adesso. In viale Luzzatti un ramo spezzato ha colpito il parabrezza di un'auto in corsa. In viale della Repubblica, nel parcheggio sterrato della pizzeria da Pino, un grosso albero si è schiantato al suolo, fortunatamente evitando la strada. Un pesante rischio si è corso tra vicolo Siora Andriana e via Castello d'Amore, all'ex Foro Boario, dove il vento ha sradicato un lampione dell'illuminazione pubblica finito di traverso alla carreggiata. Solo per un caso di lì in quel momento non transitava nessuno. E allarme ha causato anche il pannello di marmo che si è staccato da un palazzo di piazza Pio X, frantumandosi sul marciapiede. Il timore lì per lì era che altri potessero cedere. La protezione civile, in costante collegamento con i vigili del fuoco, si è mossa con 4 squadre. Il sindaco Mario Conte si è recato nella sede operativa, poi intorno alle 21 la situazione è tornata sotto controllo e oggi in diretta sulla nostra emittente ha potuto tracciare un bilancio tutto sommato lieve dei danni. E noi come città siamo stati sfiorati perché sono stati una quindicina gli interventi da parte della protezione civile a supporto dei vigili del fuoco. Purtroppo sono sempre più frequenti questi fortunali davvero importanti e in alcuni casi anche devastanti, perché purtroppo dalle grandinate dei giorni scorsi a questa tromba d'aria è evidente che qualcosa da un punto di vista climatico sta cambiando. Una riflessione va sicuramente aperta anche a livello regionale. Adesso lasciamo il maltempo, non ci sono più speranze purtroppo per il ciclista di 37 anni investito 4 giorni fa sulla pista ciclabile lungo la Feltrina a Munigo dall'auto condotta da una 52enne che ha perso il controllo della vettura invadendo la pista e travolgendo l'uomo. Erano le 7:30 del mattino. L'uomo è stato dichiarato clinicamente morto. Sono in corso gli accertamenti di rito per la ufficializzazione del decesso. Le condizioni dell'uomo, Gianluca Marras, magazziniere di origini sarde, padre di una bambina di 10 anni, erano apparse subito gravissime, malgrado il tempestivo intervento di un medico di passaggio che gli aveva praticato il massaggio cardiaco in attesa dell'ambulanza. Ore di angoscia a Treviso, dove vivono le sorelle, e in Sardegna, a Ussana, in provincia di Cagliari, di dove è originaria la famiglia del 37enne. Adesso, prima di vedere un'altra immagine, un'altra notizia di cronaca che riguarda un incidente stradale avvenuto lungo la 4 a Cessalto, vi facciamo vedere questa immagine dei carabinieri, perché poche ore fa c'è stata una rapina all'interno di una tabaccheria. Ecco, vediamo le immagini la foto dei carabinieri. Intorno alle 16:30 circa un uomo parzialmente travisato dalla mascherina, la mascherina quindi anti-Covid, è entrato all'interno di una tabaccheria a Castelfranco Veneto in via della Cerva e con un bastone ha minacciato il titolare pretendendo la consegna del denaro che c'era in cassa in quel momento, 50 euro. Di fronte al diniego del titolare l'uomo si è allontanato a piedi senza asportare nulla, quindi si è allontanato, ma ovviamente ci sono stati momenti di tensione perché questo appunto ha minacciato il titolare con un bastone. È successo alle 16:30 a Castelfranco. Dicevamo uno schianto grave a Cessalto in A4 stamane, 2 coniugi appunto in serie condizioni.
Grave incidente mercoledì mattina intorno alle 7:40 lungo l'autostrada A4. A scontrarsi un camion e un camper che procedevano in direzione Venezia all'altezza di Cessalto. Il bilancio è di 2 coniugi feriti. La moglie del conducente del camper, seduta sul lato passeggero, è rimasta incastrata in un groviglio di lamiere. Sul posto sono giunti in breve tempo i vigili del fuoco da Motta di Livenza in collaborazione con la squadra di Portogruaro e sono riusciti a liberare la donna e affidarla alle cure del suo M118 che l'ha portata in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale che sta cercando di ricostruire l'accaduto. In seguito all'incidente si sono create inevitabilmente code di alcuni chilometri in direzione Venezia per consentire ai soccorritori di operare. Un'operazione antidroga dei carabinieri e poi anche un incidente con il parapendio, molte altre notizie di cronaca fra pochissimo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, allora ripartiamo dalla cronaca, da un'importante operazione antidroga dei carabinieri a Montebelluna. Il blitz dei carabinieri è scattato alle prime luci dell'alba. Nel mirino dei militari dell'Arma di Montebelluna e del nucleo cinofilo di Torreglia, i posti considerati maggiormente a rischio spaccio, la stazione ferroviaria e Parco Manin. Da tempo la zona veniva tenuta sotto controllo, così come erano monitorati costantemente alcuni soggetti stranieri. Questa mattina l'operazione, che ha visto coinvolti una quindicina di militari, per 4 persone sono scattate le manette. Per quanto riguarda 2 di loro, di nazionalità marocchina, si tratta di un aggravamento della misura nei loro confronti, in quanto già sottoposti al divieto di dimora nella regione Veneto. Per quanto riguarda gli altri 2 invece di nazionalità nigeriana, sono stati trovati in possesso di circa 110 grammi di cocaina suddivisa in 10 operi. In più venivano trovati e sequestrati anche il materiale da confezionamento e un bilancino di precisione. La droga, 10 involucri di cocaina già confezionata, sono stati trovati in un appartamento di Via della Stazione quando i militari hanno fatto irruzione in casa dei 2 nigeriani di 22 e 37 anni. Uno ha tentato di disfarsi di un voluminoso sacchetto gettandolo dalla finestra, involucro con la droga prontamente recuperato dai carabinieri. La perquisizione ha permesso anche di trovare il kit per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione ed alcuni cellulari. Tutto il materiale è stato sequestrato. Poco dopo i carabinieri hanno fermato ed arrestato sempre in zona un marocchino di 27 anni già noto alla giustizia. Sullo straniero risultava pendente un recentissimo provvedimento restrittivo del GIP del Tribunale di Padova che aggravava la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Veneto, cui lo stesso era sottoposto disponendone la custodia cautelare in carcere. Medesima ordinanza di aggravamento della misura cautelare è stata notificata ad un connazionale 21enne con pregiudizi per reati contro il patrimonio e la persona, già detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Treviso. I 2 cittadini del Marocco nel mese di maggio scorso si erano fra l'altro resi responsabili dei reati di rapina e lesioni aggravate a Piombino Dese. Un furto con annesso atto vandalico alla scuola media Brustolon di via Inaudi a Conegliano. La scorsa notte ignoti hanno rubato una cassa acustica e svuotato un paio di estintori. L'allarme è stato lanciato questa mattina dal personale scolastico. Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Conegliano. A Borso del Grappa invece, in una zona di Borso del Grappa, un vero e proprio blackout a causa di un parapendista che ha urtato contro alcuni cavi dell'alta tensione. È successo a mezzogiorno nella zona di via Caose. Lo sportivo di 37 anni è uscito incolume dalla manovra errata, mentre diverse abitazioni sono rimaste senza energia elettrica. Sul posto i carabinieri di Borso, i vigili del fuoco di Castelfranco e personale tecnico che ha prontamente ripristinato il servizio nel primo pomeriggio. A Montebelluna di nuovo adesso, tra qualche giorno sarà un momento importante per il cantiere del sottopasso della stazione appunto cittadina. Inizierà infatti l'inserimento del monolite di cemento sotto la sede ferroviaria e per il 2 agosto, festa degli uomini, l'intera struttura dovrebbe essere al suo posto. Ecco il monolite di cemento armato, vero cuore del sottopasso ferroviario di Montebelluna. Per molti un vero e proprio miraggio diventato realtà, perché qui da oltre mezzo secolo fanno i conti con un passaggio a livello che taglia in 2 non solo la città, ma la viabilità di un asse fondamentale come la Marosticana.
Da 50 anni si attende il sottopasso ferroviario e attualmente siamo ormai al punto d'arrivo, in quanto questo monolite costruito appunto in cemento armato eccetera verrà spinto sotto questa galleria. Questo sarà iniziato già i prossimi giorni, per cui nel giro appunto di 10-15 giorni avremo terminato questa infrastruttura e si potrà passare alla seconda fase, che è quella di completare il sottopasso e naturalmente anche il passaggio ciclopedonale e tutto quello che è necessario. Una struttura che modificherà la viabilità in zona. Da via Piave si entra alla sinistra e si esce vicino praticamente dove c'è la rotonda della stazione, per cui il lavoro successivo impiegherà sicuramente del tempo, ma sarà molto più veloce. Un cantiere che durerà ancora per diversi mesi con un obiettivo ben preciso. Quando è che verrà aperto al pubblico? Ma io credo che entro fine anno si dovrebbe riuscire, anche perché stanno lavorando veramente a sprombattuto. Un'opera sentita dalla città che si è concretizzata con il passaggio della Pedemontana Veneta. Per questo il 2 agosto in cantiere ci sarà anche il presidente Luca Zaia. Noi abbiamo ovviamente chiesto al presidente della regione di essere presente, perché è un'opera che ovviamente è stata, l'abbiamo avuta grazie alla regione, grazie alla SIS, grazie alla Pedemontana Veneta, perché rientra in quelle opere compensatorie della Pedemontana. Il presidente dovrebbe essere qui anche lui a dare il benvenuto, diciamo, a questa grandissima opera attesa da tutti i montebellunesi e non solo, perché chiaramente le code che c'erano al passaggio a livello e da una parte e dall'altra, soprattutto nelle ore di punta, erano veramente interminabili. Prosecco e polemiche, ha fatto scalpore e fa di certo discutere il bagno nel Prosecco fatto dal celebre rapper Gueppe Queno. Le foto lo ritraggono nella zona di San Pietro di Feletto, immerso in una vasca appunto di Prosecco superiore di OCG. Prosecco in cui si fa quindi il bagno oltre a sorseggiarlo da un calice. Questo non ha mancato di scatenare le critiche in queste ore, come quelle del vice sindaco di Follina Luca Zanta, che ha definito nella pagina Facebook uno scempio vergognoso il bagno nel Prosecco da parte dell'ennesimo VIP arrivato nelle colline patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Se si voleva promuovere il nostro prodotto di eccellenza si è sbagliato tutto, mancando di rispetto a chi lo produce con fatica da anni, ha scritto Zanta sui social. Non è così che si valorizza il nostro territorio. Non ci sono polemiche invece, ma solo festa per il concerto dell'Assunta, il tradizionale concerto lirico dell'Assunta, che torna come ogni tradizione il 15 di agosto alle ore 21 a Treviso. Come location, per rispettare le norme anti-Covid, anche quest'anno è stato individuato Piazzale Burchiellati. A confermarlo l'assessore alla cultura del Comune di Treviso Lavinia Colonna Preti. Protagonisti 3 tenori di fama internazionale: Fabio Armiliato, Walter Fraccaro e Cristian Ricci, diretti dal maestro Marco Titotto, a capo dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. L'ingresso sarà su prenotazione entro il 9 di agosto alla mail amministrazione@filarmoniaveneta.it. Quindi il 15 di agosto torna il concerto dell'Assunta. È tornata in attività anche il gruppo folcloristico trevigiano dopo 4 mesi dalla scomparsa dello storico fondatore Franco Grespan. È stato appunto un momento anche di emozione tornare in attività. È la prima volta che organizziamo un evento dove manca il nostro presidente. Da 53 anni era il nostro persona che ci guidava. Voce rotta dall'emozione, quella di Ivano Camarin, che ha raccolto l'eredità di Franco Grespan con la presidenza del gruppo folcloristico trevigiano. Voce rotta dall'emozione nel ricordo, ma anche dal debutto del gruppo senza la guida storica. Così sabato scorso, dopo oltre 4 mesi di fermo, è iniziata la stagione estiva delle Case Piavone. E l'inizio non poteva essere che in omaggio al custode delle tradizioni trevigiane con Profumo de Mosto, una commedia dedicata alla vendemmia, uno dei momenti importanti dell'annata agraria. Poche malattie, raspi quei pieni, compare, non possiamo sparare meglio. Guarda, non vedo ora di berghinare quante squiete, anche perché oramai siamo ottobre, è come che dice i vecchi, a San Francesco il mosto è ancora fresco, ma a San Martino è diventa lì. Sì. Siparietti di un mondo contadino abilmente interpretati dalla compagnia del piccolo borgo antico. Ma onde cavolo è a testa? Santa Toni da Padova, se queri miracoli morso con calamita, demonio hanno catopi. A chiave da cassetta del banco.
Contadini e fattori, nobili e curati, ma anche vessazioni e piccole furbizie sul raccolto per riuscire a trattenere qualcosa dalle tante parti da devolvere. Altri stanno andata mai, Beh, diciamo che poteva andare meglio, anche se noi altri non siamo usati a lamentarsi. Sentimi, e pensare che tutti gli altri che hanno fatto più dell'anno passato. Guarda qua, i massarotti, 5 cesti di pipa piantata, i dinei, 4, parpì d'urigoni che ne ha fatto. Ma io rigatere buone mona e anche in confronto con i nostri, che se tutte sa terra di sasso. Nemo, si sempre pronti a piangere il morto per salvare il vivo. Una rappresentazione che ha dato il via ad un cartellone di 8 appuntamenti tra musica, teatro e rievocazioni storiche, tutte ad entrata libera e gratuite e tutte alle Case Piavone. E con l'entusiasmo che mi ha trasmesso Franco, mai fermarsi, avanti sempre! Adesso le notizie dal Bellunese. Ed anche nel Bellunese, quindi nell'ULSS 1 Dolomiti, il nodo cruciale è quello dei sanitari no-vax. Il numero dei sanitari non vaccinati in provincia di Belluno è elevatissimo, 828 secondo il dato trasmesso dalla Regione Veneto riferito agli iscritti agli ordini professionali. Nell'elenco compaiono tra gli altri 96 medici, 32 farmacisti, 192 infermieri, 60 psicologi, 13 veterinari, 8 ostetriche, 100 tecnici radiologi e altre categorie sanitarie che vanno dall'ortopedico al fisioterapista, dal logopedista all'igienista dentale. Non c'è una logica, non c'è un motivo che mi permetta di comprendere e giustificare la resistenza alla vaccinazione dei sanitari, afferma Lapidario, il presidente provinciale dell'Ordine dei Medici di Belluno. Confidiamo che questo elevato numero sia ancora rosicchiabile di qualche unità. Non abbiamo ancora nessuna comunicazione formale dall'azienda sanitaria. Quando avverrà si comunicherà specificatamente ogni nominativo di soggetto che è stato sospeso per assenza di requisiti all'esercizio dell'attività. I lavori della Commissione per l'accertamento dell'obbligo vaccinale dell'azienda sanitaria sono in fase di conclusione. Gli esiti delle verifiche saranno poi trasferiti al datore di lavoro e agli ordini professionali. Nel frattempo l'ULSS Dolomiti ha inviato ai dipendenti e residenti in provincia non vaccinati un appuntamento preciso con la data per l'immunizzazione. L'esito dell'invito sarà monitorato dalla Commissione. Sicuramente dal punto di vista anche personale anche uno solo è di troppo, quindi se fossero veri quei numeri o se arrivasse a ridosso di quei numeri, la prima considerazione è che sono oggettivamente troppi. Numeri che, se fossero confermati, renderebbero necessaria la riorganizzazione della sanità, della rete dei servizi e della medicina convenzionata. L'accertamento della Commissione servirà a fare chiarezza, lo chiedono gli ordini professionali, lo chiedono gli stessi sanitari, in prima linea da 1 anno e mezzo, il cui impegno dalla terza ondata in poi è stato surclassato dal pensiero dei colleghi Novax. Per il presidente Capelli, un comportamento riprovevole. Questi hanno avuto a che fare direttamente con la pandemia, con i morti che ha creato nella popolazione locale, con i problemi che ha creato nella gestione della salute di tutti i cittadini bellunesi, del Veneto e italiani. L'ondata di maltempo di queste ore non ha risparmiato neanche il Bellunese, soprattutto la zona del Basso Feltrino e la zona di Quero Vas, uno schiaffo ennesimo anche per i coltivatori di Coldiretti che hanno parlato in questi giorni di un'estate davvero da dimenticare. Dei fenomeni improvvisi, ma anche come intensità, ma anche come dimensione della grandinata in questo caso, perché di questo stiamo parlando, del forte vento ha causato notevolissimi danni a quelle che sono le coltivazioni di alcuni comuni della provincia di Belluno. Devo dire che ha colpito una fascia piuttosto ampia, però per fortuna limitata alla Val Belluna. È il territorio della Val Belluna e del Basso Feltrino ad aver patito maggiormente le conseguenze dei violenti fortunali che hanno scaricato in poche ore acque e grandine di grosse dimensioni. Danni ingenti sono stati denunciati dagli agricoltori alla Coldiretti, frutteti, vigneti, piccoli frutti, orticole, mais e soia, quest'ultima giunta al momento della raccolta. Impossibile portare a casa il raccolto, che è il risultato della stagione. La situazione è stata grave per alcuni comuni singolarmente, nel senso che la fascia colpita è devastata e quindi i comuni che sono stati colpiti, in particolare in Cesio Maggiore, Quero,
Borgo Valbelluna i danni sono veramente ingenti e non si è salvato nulla, potrei dire. Anche i fabbricati e anche le serre, quindi le coltivazioni protette, hanno subito dei danni. La conta è iniziata anche in ordine alle segnalazioni inviate dai privati. La percentuale dei danni in alcuni casi varia fra il 70 e il 100%. Immediatamente devo dire che c'è stata una risposta delle amministrazioni e si è messa in moto quella che è la macchina delle verifiche, dei controlli. Proprio in questi giorni, questa mattina, siamo usciti per la conta dei danni e la verifica di quella che sarà la situazione, che in molti casi si sta notando di più dopo qualche giorno, appunto perché si vedono evidentemente le coltivazioni che si stanno disseccando a seguito della grandinata. Dopo una primavera particolarmente piovosa che ha costretto a posticipare le semine, i danni causati dalla fauna selvatica, la situazione vissuta dagli agricoltori bellunesi non si può dire foriera di risultati positivi e si vive in una sorta di rassegnazione. Ogni temporale, ogni volta che il cielo rannuvola, devo dire che in provincia di Belluno dopo Vaia c'è un po' di timore. E allora, mai come in queste ore è importante capire che tempo farà nelle prossime ore. Allora vi lascio al meteo, con questo ci salutiamo, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Sul Veneto è prevista alta pressione in rinforzo a garanzia di una giornata stabile e ben soleggiata, salvo nubi ad evoluzione diurna sui rilievi, ma senza conseguenze. In serata non si esclude totalmente un possibile temporale sui rilievi altoatesini. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi, minime tra 17 e 22 gradi. Venti deboli di brezza, mare Adriatico quasi calmo. Sul Friuli Venezia Giulia è previsto bel tempo. Sarà una giornata all'insegna del sole, salvo qualche lieve annuvolamento. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, massime tra i 32 e i 33 gradi. Anche su Trentino Alto Adige, giornata soleggiata, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime sui 18 gradi, massime attorno ai 31 gradi. Arrivederci al prossimo aggiornamento meteo. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.